Ciao amici, questo è il 28esimo episodio della saga veneziana. Siamo nel bel mezzo di tre guerre che stiamo vincendo alla grande, ma queste vittorie potrebbero ritorcersi contro di noi perché soffriamo di sovraestensione, anche un po' di esaurimento di guerra che riduciamo. Abbiamo anche lo sconto perché commerciamo, non so nemmeno in tabacco, non so, una roba del genere. Abbiamo un debito e stiamo costruendo navi commerciali. Questi qui pensavo di mandarli qua in quanto sono consapevole che a breve, più o meno a breve, insomma, 2 anni, dichiarerò guerra al Marocco. E siccome mio Dio, quanti uomini, avremmo bisogno di tantissimi uomini. E quindi voglio essere pronto in modo a concluderla il prima possibile con la vassalizzazione del Marocco, prendermi le province che hanno cultura berbera, se non altro. Penso che le accetterebbe il Marocco, vero che le accetterebbe? Se no sono davvero fottuto perché da quando hanno inserito sta patch non si capisce più che tipo di province accettano, però io credo che la cultura berbera dovrebbe essere accettata. Anche quella magrebina vedo che comunque è accettata al Marocco, che considera questa una provincia nazionale. Interessante. Allora, penso di prenderle allora tutte e tre a sto punto. Morirò di certo. Va bene. Poi c'è Malta. E in più ormai è tempo anche di dichiarare guerra all'Inghilterra, a meno che vogliamo che si espanda troppo in questa zona. Anzi, meglio esplorarla. Dovremmo avere da qualche parte. Ecco, bravo, tu. Hai finito? Bene, bravo, bravo. Vedi che ci capiamo. Tu. Ma rimanete pure lì con l'esercito, in effetti lì stanno cercando una conversione impossibile, quindi probabilmente ci saranno altre rivolte. Allora, queste navi che erano inizialmente dirette in Africa, penso di inviarle prima a Venezia per recuperare esercito da portare già in Marocco in caso di necessità. Ci sono anche 3000 uomini. Va bene. Ricordiamo come nello scorso episodio abbiamo perso un'instabilità, eravamo al massimo, ma un po' di sconsideratezza nel rifiutare una pace che tutto sommato andava bene ci ha fatto perdere un'instabilità. Che andiamocene a Caffa, no, anzi andiamo ad Azov e questi li mandiamo a Caffa insieme a questi. Ok, così siamo anche sicuri che Genova accetterà tutte le nostre condizioni. Il nostro ex alleato si è schierato contro noi in questa guerra e, come puoi immaginare, in caso di sconfitta è giusto che ne paghi le conseguenze, capito? Allora, noi stiamo appunto fabbricando pretese sulla Provenza. Infatti, in realtà noi stiamo programmando di annetterci la Lombardia e in breve come si dice, sequenza anche la Provenza e Pisa, nonché le province della Crimea. Almeno due, ma anche tre magari. Insomma, stiamo andando al suicidio. Vediamo di fare tutto senza, se sarà possibile, senza sforare troppo nella sovraestensione, se no saremmo davvero fregati. Il bello è che io vorrei, perché in realtà la Lombardia ci impiegherei anche poco a integrarla, però mi causerebbe da sola già la sovraestensione altissima, quindi non posso farci niente. No, no, la devo tenere almeno per dopo la guerra, con
dopo aver scatenato la guerra con la Provenza. Speriamo che non faccia altri alleati. Dovrei anche fabbricare pretese su Pisa, ma lo faccio anche questo dopo. Vorrei come prima cosa far pace con la Crimea. Sono sicuro che le province cadranno a breve, soprattutto quelle che mi interessano. Quindi prima faccio pace, meglio è, che così posso già iniziare a integrare le province. Tu ci vuoi bene, vero? Ecco. Cosa succede? Offerte di pace che noi non consideriamo. Vediamo cosa ci offrirebbero. C'è dalla Lombardia, non ci basta e non è il tempismo giusto. Cavoli, Brandeburgo si è espanso. Male, perché noi vorremmo farli diventare nostri vassalli, giusto? Già questo è il nostro vassallo, questo lo sarebbe. Caro imperatore, diventerai il nostro vassallo. Friedrich primo. Vedete il Brandeburgo? Tra l'altro non ci odia, è uno dei pochi che non ci odiano. Cattolico. Solo la Sassonia e la Boemia sono protestanti tra gli elettori. Cosa concedi, imperatore? Concederesti la sconfitta? Momenti accettavo per sbaglio. Ok. C'è la Spagna ancora in questa guerra che cercherò di far durare il più possibile, quella con la Spagna, perché qui, ecco, qui devo assolutamente approdare, mamma mia. Oh, che fortuna. I nostri coloni sono uno qua. Forse ritiriamo quello. Questo quasi finito. E uno qua che non possiamo certo ritirare. Ci sono un po' di abitanti in questa zona. Abbiamo, se non sbaglio... Oh, qui ormai... Quante province abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Scusate, 1, 2, 3, 4, 5. Non riesco a capire perché non si è creato uno stato coloniale. Qui non abbiamo più... Dobbiamo mandare di nuovo un po' di esercito. Anzi, facciamo così. Ma tu, proprio essere inutile. Vai qua. Ok. Qui c'è una colonia spagnola, tra poco però verranno distrutti di nuovo, credo. Il che non è buono. Andava bene che le costruissero per conto nostro. Avete capito voi? Non invadeteli. Non invadeteli. E voi invece dovremmo dichiararvi guerra subito per conquistare pure una provincia qua. Insomma, non avremo mai pace, mai pace. Gliela dichiaro davvero io subito la guerra. Allora, qui io direi... Non so neanche che tipo di truppe imbarcare. Penso magari di unire mercenari. 8.000. Anzi, facciamo così. 7.000. E un po' di... Ah no, possiamo metterne ancora una? Mettiamoci ancora di questi. Ed imbarcarli. Ok. Ma meglio approdare qua perché... Ah, il basso Don. Qui sfocia ad Azov. Tra l'altro ci dà anche
potenzialmente più potere di commercio questa cosa se la conquistassimo. Però un nodo abbastanza povero. E va, dov'è che si dirige tutto il traffico? Viene disperso in queste regioni. Cracovia, insomma. Poi va anche a Vienna. Se andasse a Costantinopoli per noi sarebbe meglio. Sì, sarebbe una buona idea pian piano espanderci in questo nodo. Anche se di sicuro non è il più importante, dato che avremo anche quelli del nuovo mondo con cui destreggiarci. Invece c'è una cosa che ormai ho tutto pronto per modificare la musica con i soliti brani che avevo usato anche in Europa Universalis 3. E pensavo anche qualche aggiunta in stile veneziano, no? Magari di compositori veneziani come Vivaldi, Albinoni e anche Monteverdi, che ha fatto più cose d'opera, però c'è anche qualche musica che si potrebbe inserire. Però sono un po' trattenuto dal fatto che c'è sempre qualcuno che ne reclama il copyright, anche se è musica classica, e crea un po' di problemi, quindi dovrò valutare un po' meglio. Ma magari farò un tentativo o due di vedere cosa succede se le pubblico. Allora, questi stanno continuando ad andare. Qui intanto la cosa si chiama Scania, mi pare in italiano. Scane, come si pronuncerà, ecco, è defettata dalla Svezia per passare alla Danimarca. E va bene, andiamo avanti. Speriamo non ci sia nessuno. Questi qui sarebbero qua per bloccare l'esercito, ma non credo ce ne sia reale necessità. Magari cerchiamo di unirli alla flotta. Di trasporti. E qui riusciamo a influenzare i cardinali. Questi qui non ce lo perderemo mai, cavoli, quanta influenza abbiamo. La Spagna e l'Austria. Beh sì, sono tutte e due pericolose. Questa la potremmo controllare noi. Sempre loro in Liz, Insomma, sono curioso di vedere se il prossimo mese ci torna a 1 questa espansione aggressiva contro la Francia, che è la cosa a cui tengo di più. Invece la Savoia ci odia proprio. L'Austria immagino, esatto, uguale. Però tutto sommato ce la stiamo cavando. L'unica cosa è che se conquisto altre 3 province temo molto di più per... soprattutto l'Ungheria. Mi conveniva allearmi con l'Ungheria. Già che non posso farci niente qua. Almeno avevo assicurato il passaggio se ci alleavamo. Invece mi toccherà smembrarla in qualche guerra, io credo. Magari nella guerra contro il Toscano. Va bene. Dovrei appunto dichiarare guerra all'Inghilterra, Intanto che non sono ancora resistenti qua, dai. Uruguay, take colony. Sono alleati anche con la Norvegia. Ecco forse perché i norvegesi possono... però c'è anche l'Austria. Rompiballe che sono. Perché alleati con l'Austria? E se dichiaro guerra alla Norvegia invece succederà lo stesso. Pure con la Danimarca. Ci aiuterebbe l'Inghilterra? Cioè la Francia? Francia sì.
Io devo tenere sott'occhio la Provenza. Credo che... Quant'è che migliora la relazione? Riceve sussidi. Ah sì? L'alleanza, stessa dinastia. Hanno davvero tutto a favore. Però non sembra dover aumentare troppo. Perché gli dà sussidi? Dateli a noi i sussidi. Vabbè. Gli austriaci fabbricano pretese, tra l'altro. E se io mi prendo qualche provincia austriaca? Siamo rivali? No, al momento no. C'ho un rivale libero. Quant'è che rischio di essere scoperti? No, forse non è una buona idea. No, dov'è? Mi perdo. Fabbricare. Ad esempio sulla Carinzia 3%. No, bisogna lasciare... Allora, vi spiego il mio piano. Dato che qui faremo conquiste, fino alla conquista di Firenze, che sarà la cosa più importante, direi, dopo la conquista di Firenze, dobbiamo starcene in pace in Europa il più possibile. Quindi potremmo espanderci contro vabbè, la Crimea e gli Ottomani e l'Orda d'Oro, in questa zona. Qui c'è anche una provincia che produce oro. Vabbè che l'oro produce inflazione e adesso siamo anche ricchi, quindi non ne abbiamo bisogno. Quindi... Magari la cosa più intelligente a fare è appunto espanderci contro gli Ottomani. Allora, qui intanto stiamo convertendo, sembra andare tutto bene. Allora, fatemi capire, le mie flotte, che razza di flotte sono? Non esiste più la flotta veneziana, ho notato. Ecco, sono qua le mie flotte. Ormai qui è tutto Treviri. Ah, non sono più in guerra con Treviri. Ok. Mi sento molto meglio così. Sì, questi possono anche rimanersene qua. Va bene. Vediamo che cosa mi cederebbe al momento. Mi cederesti tutto. 36%. Sì. No, non posso prenderne te. Inizio a prendere queste due. E poi prenderò queste tre nella prossima guerra. No, però la prossima guerra dovrebbe essere già un'annessione, magari. Vabbè, posso... Non è difficile annetterli. Ma appunto posso annetterli solo se mi prendo tutto il resto. La loro capitale è? Non ho capito. Eccola qua. Kuban. Insomma. No, non c'è fretta. Dai, ne annetterò due alla volta di provincia. Farò due, altre due. Giusto? Sì, perfetto. Vediamo qua, stiamo per arrivare. Ok, arrivati. Poi è andata a Venezia. Ok. Si staranno già impaurendo i marocchini. Non temete, non temete. Entrare nell'impero veneziano non è niente di male. Ok, convertiamo questa, dato che ormai abbiamo un grande ammontare di truppe nella zona. Pure Friesland è entrato in coalizione contro noi.
Sì, Allora, fatemi vedere chi è in coalizione. Sempre più gente. Scozia, facciamo così. La Scozia non ha senso che sia in coalizione contro di noi. Ragazzi scozzesi. Cavoli. Ci odiano proprio. Questi vorrebbero passare, ma la Francia, brava, non li fa passare. Il fatto che se conquisto una provincia irlandese qua mi odieranno ancora di più. Allora, io qui devo sempre stare attento, ecco, alle cose che faccio, perché dovrei arrivare in tempo, però. Allora, abbiamo detto il colono è qua. Lo richiamiamo e diciamo: vai qua. E questo è fatto. Producete pesce. Speravo meglio. Qui non ho capito perché non si è formato ancora uno stato coloniale. Si vede che questo fa parte già del Messico, non lo so. Forse sono due stati coloniali diversi. Adesso ci sarà la colonia che si risolve contro di loro. Anche Salisburgo. Fermatevi! Basta! Vediamo se la Francia ci odia di meno. Sì, solo uno di espansione aggressiva. Andiamo bene. Ma questo non ha impedito a Salisburgo di... Siamo ancora secondi, però. Bene. A me piacciono come si chiamano queste cose? Rifornimenti navali, forniture navali. Non mi ricordo che beneficio dà il loro commercio, ma... insomma, forze navali disponibili, quindi potrei reclutare più flotta. Molto utile a Venezia sta cosa. Allora, non posso dichiarare guerra perché giustamente... Cioè, non è che non posso, però non ho tanta voglia di far guerra all'Austria. Vabbè che l'Austria... Tanto ci pensa la Francia. Ci pensa la Francia. Allora, però a sto punto, se volessi far guerra, dovrei far così, diciamo, almeno... qui la Francia. Vabbè, se ci siete voi francesi. Allora, dovrei riunificare un po' la flotta e mandare una parte dell'esercito in Inghilterra. Facile, Ok, queste sono... Abbiamo ancora un po' di tempo per ragionarci su. Maledetti. Allora, comunque, speriamo di non essere scoperti in Provenza, perché sennò sarebbe davvero la fine. Dovevo dichiarargli guerra prima, ma la situazione non era delle migliori. Ok, questo lo mandiamo a Salisburgo magari. Non ho investito niente. Sto perdendo i cardinali. Accidentaccio loro. Ok. Però la Spagna rischia di sbattermi fuori. Accidenti. Era tutto così favorevole fino a un attimo fa.
Com'è che prima eravamo più avvantaggiati e adesso di meno? Le domande. Allora, però qui ci serve mandare questi a Tazza, se no non combinano niente. Allora, vediamo se riusciamo, dato che abbiamo le province che ci servono però, e questa non la vogliamo prendere, 44% di sovraestensione. Ma potrei liberarla, ma non la libero. Oh, non costa niente. Crimea, solo la Crimea, tra l'altro se ne rimane male. Allora, ok. Quindi posso mettere come rivale chi? Dato che non è la Crimea che devo mettere come rivale, potrei metterci la Toscana. No, forse prima insomma, la Svizzera per prendergli la Lombardia. Vabbè, non sarebbe un gran risparmio, ma forse sì. Ok, possiamo lasciare comunque intanto così. Poi penso che... Ah no, ho fatto di nuovo l'errore. Allora, il diplomatico a Salisburgo può andarci. Oddio. Che paura. Sempre il telefono. Scusate, ma per qualche ragione si riceve sempre qualche telefonata durante le registrazioni. Ok. Beh, vedo che i nostri alleati non hanno avuto tanta difficoltà a far fuori. Cioè, sono morti più di fame qui sulle montagne, non so, che contro i ribelli. Le solite offerte ignobili dei nostri nemici, che implorano la pace. Ok, qui per ora sembra vada tutto bene. Poi questa sarà una rivolta un po' più grave, immagino. Speriamo che questa provincia non abbia lo stesso bonus di 100 che ha avuto l'altra, con rovinosa sfortuna per noi. Infatti questa provincia ha cultura castigliana adesso. Vabbè. Vediamo cosa fa la Castiglia, adesso mi chiedo. Bella domanda. Chi ha una successione disputata? La Francia! Wow! La Francia ha una successione disputata? E alla morte del re, un nobile di casa Gonzaga succede al trono. Perché non ha eredi? Ah, sarebbe fantastico per noi una cosa del genere se la Francia avesse la nostra stessa dinastia. Avremmo anche la possibilità, ma forse no, finché siamo alleati non ha senso di reclamare il trono. Sai, sono un po' pazzo io, quindi potrei anche farmi strane idee di reclamare il trono francese. Sarei proprio un malefico. E però poi dovremmo fare una guerra con costoro, non è una buona idea. Anche se siamo molto più ricchi, ormai, ma non abbiamo bisogno di fare cose così assurde. Abbiamo degli introiti davvero considerevoli. Dov'è? Il doppio alla Francia, che pure adesso si trova in buone condizioni, ma qui intanto tutto bene, sì. Ok, io direi facciamo il prima possibile sta pace con... allora, speriamo che davvero il loro re muoia senza eredi, così un nobile della nostra casata succederà al trono francese, ma non ci spingiamo a fare cose strane.
E... Ui. No, Inghilterra no, perché... Maledetti. No, questa coalizione contro noi si sta espandendo troppo, come vedete. Infatti questo è stato grave, che l'Inghilterra entrasse. Non posso più dichiarare guerra direttamente agli inglesi. Vabbè. Io non so bene cosa fare qua. Questa la chiamiamo flotta veneziana di... no, di nuovo. Vabbè, prendiamoci un po' tu... Ah! Giusto. I francesi non ci pensa a loro. No. Attaccatevi a queste unità francesi. Ecco, bravi. No, Brescia va bene. Questa... Oh, finito l'assedio di Crimea, ormai abbiamo stravinto sta guerra. Aspettiamo magari, no, non aspettiamo nemmeno. Se riusciamo facciamo direttamente pace. Ecco. Ok, accetterebbero di cedere queste due province, causandoci grave sovraestensione. Tutti questi trattati non ci interessano. Allora, abbiamo già una sovraestensione al 44%, a cui si sommerà un altro 44%. Non so quanto possa essere funesto ciò, però penso sia necessario, dai. Ok, siamo in pace. Per modo di dire, no! Ok. Questi li integro. Ok. Ci odiate di più voi? No. Anzi, quasi ci vogliono più bene, però abbiamo problemi di sovraestensione. Dobbiamo fare il prima possibile sta guerra col Marocco, però. Una cosa è dirlo. Hanno cambiato capitale? Loro dicono a Kuban invece è da Kuban e non si capisce da dove, in Crimea immagino. No. Ah, in Zaporozhia. Va bene. Come volete. La Spagna implorerà la pace, ma a noi non interessa. Qui la guerra è finita. In effetti. Vedete di venire qui in Lombardia. Bravi. Bene, bene, bene. Bene, abbiamo fatto giustamente appena in tempo. Però abbiamo perso anche... insomma, sono successe mille cose. Allora, le colonie portoghesi sono lì e dove poi? La seconda, loro ne hanno sempre due di colonie. Ma sembra che in questo caso ne abbiamo fatta solo una, io non ci credo. Dovremmo continuare ad esplorare forse. Allora, Portogallo, ciao. È contento perché conquistiamo province, non so, dal Marocco, da che...
Ma penso. Ok, intanto qui hanno completamente perso e sarebbe anche l'ora forse di dichiarare guerra alla Provenza. Bravi, pensate voi ai ribelli svizzeri? No, ai ribelli milanesi, quello che sono. Grazie francesi, sempre bello ascoltare. Però, ok. Voi andatemi qua. Allora, chi sono ancora nel Friesland ci odia, vabbè, miglioriamo le relazioni. Chi c'è ancora che ci odia? Che non mi ricordo più, sono troppi. Pomerania, Toscana, Lanza. Ulm, insomma, aumentano ogni giorno. Ormai sono davvero... Tra l'altro la causa di tutto questo è la sovraestensione. Io temo che anche la Francia ci odierà tra poco. Dovrei dichiarare guerra a sti inglesi, ma se sono in coalizione contro di noi non posso dichiarare guerra direttamente. Del resto... Bretagna e non sono più alleati alla Norvegia? Perché? Non ho chiaramente casus belli. Era l'unica la Norvegia contro cui avessi casus belli. Maledizione. Non possiamo nemmeno dichiarare guerra all'Austria. Vabbè. Dobbiamo convincerli a uscire dalla coalizione. Come si fa? Miglioriamo le relazioni. Ah, bene. Bene, bene. Ecco, abbiamo pure perso il colonialismo. Sì. Ma lo riguadagneremo subito. In quanto adesso colonizziamo questa provincia. No, non lo so. Sto inventando la strategia sul momento perché sono davvero un po' in difficoltà. Più che altro temo anche la Francia, io lo sapete. Da un momento all'altro potrebbe prendere pessime idee. Devo colonizzare questa zona, è l'unica cosa che devo fare con certezza. Vabbè, stanno colonizzando pure questa zona. Non so che cavoli fanno sti spagnoli. Ma io quasi quasi... No, però qui è difficile, ci sono troppi nativi. Questi perché sono qua? Boh. Io direi voi andate qua. Siamo in una situazione del cavolo. Non abbiamo naturalmente casus belli. Situazione del cavolo. Vabbè, iniziamo a mandare qualche colonizzatore. Ma magari qua vedo che nessuno si sta interessando alla zona. E a questo punto mandiamo... Che cavoli mando? Non so più chi... Qui ci sono tutti sti cannoni che non andrebbero qua. Vabbè. Allora facciamo così. Voi andate qua. Anzi, ho un'idea migliore. Qual è il rischio di volta di questa zona? E qui a che punto sono al 10%.
Insomma, aiuto! Cosa dovrei fare io qua? Vabbè, guardate, io li imbarco tutti. Vi faccio fare scalo qua, anzi. Cioè, andatemi direttamente qua, fate i bravi. Mi serviranno per l'Inghilterra. Sapete cosa faccio? Ah, giusto, non posso nemmeno reclutare. Allora dove? Ah, andateci voi qua. Ci arriverete in qualche modo, no? Ok, qui abbiamo le navi pronte. Sono 10. Ok. Allora, voi ma commerciate a Venezia, dai. Dato che non abbiamo nessuno a Venezia. Dov'è? Ok, finalmente abbiamo detto alle navi quello che dovevamo fare. Tanto a Venezia quanto abbiamo di frontiere commerciali? Una quantità spropositata. Però dato che abbiamo solo 3 mercanti non abbiamo molte alternative. A meno che potenziare ancora Ragusa, ma... Cioè... Il fatto che non ci sono restrizioni sui mercanti stranieri mi dà meno 33%. Ah! E come mai non ci sono restrizioni? Non è che qualche... Ah, è solo un modificatore momentaneo, benissimo. Ok, dichiariamo guerra a sta Provenza almeno. Mi odieranno tutti. Però devo... Oh, abbiamo ingaggiato il nemico, non mi sono dimenticato di dargli il leader. Sono un genio. Solito genio. Ok. Va bene, allora cerchiamo di mandare rinforzi. Allora, tu sei un po' lontano, però in effetti non servi. Tu sei qua. Vabbè, speriamo di vincere questo piccolo esercito. Mio Dio! Fai così. Fai bravo. Quanti turni di sofferenza ci dobbiamo prendere? Ok, abbiamo perso 3000. Ma per fortuna mercenari. Avevo una paura. Wow, che paura. Qua invece abbiamo una paura del tutto diversa. Ok, qui a Caffa non c'è più niente a temere. Qui come rischi rivolta. Ma è abbastanza alto, devo dire. Ma non troppo, dai. Possiamo portare indietro questi uomini. Va bene, i francesi sono arrivati. No, vabbè, poveri francesi. Vabbè, ok, proteggetemi voi dalle rivolte, fate come volete. Allora. Quindi.
nostri spostamenti si stanno per terminare. Giustamente c'è pure questa ribellione. Bravi scozzesi, lasciate le coalizioni ingiuste. Però gli inglesi ce l'hanno di più. No, non è vero. Dai, mi passerà pure agli inglesi. Chi è che ci odia? Allora, dov'è? Pomerania, vediamo la Pomerania se vuole. Miglioriamo le relazioni. Com'è che ci odiate così tanto? Boh. Russia alla Norvegia. Vabbè. Sti russi non mi piacciono per nulla. Posso allearmi con voi che voglio dichiarare anch'io guerra alla Norvegia, no? Immagino di no. Tipo questa flotta che... Vabbè, lasciamola qua. Sì, boh. Non so bene perché, ma... Abbiamo dei pretendenti per di più. Ok, almeno questa è finita. E anche questa, però i pretendenti non ci volevano. Aspetta però. Guardate, voi andatemi a Corfù che abbiamo un pretendente un po' troppo spregiudicato. Wow. Morto. Vabbè, Silvestro Foscolo, vacci tu. Pensaci tu. Bene, qui funziona tutto benissimo. Quante colonie abbiamo al momento? Ne abbiamo ancora 3. Ok. Allora forse mi conviene rimandarli alla mia colonia? No, io credo di no. Dov'è che... Ok, li mandano qua. Io direi... Ma sì, mandiamoli qua. Voglio spendere un sacco nelle colonie. Perché non posso permettermi di aspettare troppo. Io però acquisto... Perché aspetto a dichiarare guerra? Vediamo com'è la situazione con la Francia. Voglio pentirmene prima. Beh, le relazioni rimangono simili, però posso migliorare da un momento all'altro. E basta che salgano di 15 che la Francia mi ha fregato. Allora, la dovrei... Però liberare dei diplomatici, ok. 2 diplomatici. Quello scozzese, ad esempio, lo libero il prossimo mese. Qui non gli ho dato il leader. Genio. Le mie mosse geniali. Volevo dargli il leader, me ne sono dimenticato. Questi austriaci non scherzano, non hanno intenzione di dichiararci guerra. Vabbè, allora, tu ritorna in mare, così quelli muoiono, ok. Ho perso qualche uomo ancora, devo dargli sto leader, mi sono dimenticato. No, perché voi? Questo è il mercantile veneziano. La Boemia in una coalizione contro l'Austria. Allora, hanno chiesto di mantenerlo, noi certo che lo manteniamo.
questo lo richiamiamo invece. Adesso ci amano gli scozzesi, prima ci odiavano. Amore e odio. Vabbè, non è che ci amino, si sentono solo minacciati. Ok, i francesi hanno pensato ai ribelli. Dai, andate a distruggere quei manigoldi ribelli. Qui stavamo, si vede, convertendoli, per quello hanno preso le armi. No, proprio così, come sfizio, hanno deciso di dichiararci guerra. Io quasi quasi, no, non è una buona idea se mi annetto ora la Lombardia, vero? Meglio annetterlo alla fine. Oh, non so neanch'io. Ma quando alla fine c'è? Allora, dov'è che è la sovraestensione che non mi ricordo più? Qua. Modena ormai sta per finire, però gli altri 66, 67. No, vabbè, non sarebbe una buona idea annetterli subito. Addio, nazionalisti. Tra l'altro ho annesso pacificamente, fate i bravi. Ok. Marciate adesso, che siamo quasi pronti a dichiarare guerra. Al Marocco, ma intanto lo dichiara alla Provenza. Tra l'altro farebbe pure un matrimonio. Sarebbe così pacifica la Provenza. Però non abbastanza pacifica. Accetterebbe la vassallizzazione pacifica. L'accetterebbe sì. Ma ho paura che in questo ci arrivi molto prima la Francia. Allora, ad esempio, siamo in guerra. Ah, ok, ecco perché non potevamo farlo al Marocco. Bisogna essere proprio in pace. Ah. E quindi però non mi conviene dichiarargli guerra ora. Accidenti. Se no poi non riesco neanche a vendere le province. Mi conviene aspettare che si riduca la sovraestensione, prendere la Lombardia. E poi far pace anche col Portogallo. Ma non si ridurrà mai questa sovraestensione. Cioè 6 anni, 5 anni, vabbè. Quindi nel frattempo non potrò far pace con la Spagna. Un po' troppo tempo, credo. E comunque non posso iniziare un'altra guerra. Mio Dio, quante difficoltà. Tra l'altro non avrei neanche... Beh, impiegherei un po' ad avere il potere necessario. Ah, non posso passare. Un'altra rivolta. Credo che la Svizzera abbia un esaurimento di guerra un po' abbastanza agghiacciante. Pensateci voi
Allora, noi dobbiamo sempre tenere sotto controllo sta coalizione. C'è Ulm. Potremmo mandarli a Ulm. Non è una brutta cosa. Sembrerebbe una brutta cosa, ma non lo è. Mandare la gente ad Ulm. Allora, ecco. Come va la colonia inglese? Produce tabacco e procede velocemente. Non abbiamo più... Ah, vabbè. Questo non ci interessa. E anche questo, tutto sommato. Vediamo. Ah! Perché non mantieni il nome giusto? Ha preso quello sbagliato. Vabbè. Ok. Bravi, distruggetemi i ribelli. Ma quindi noi adesso dobbiamo aspettare di poter dichiarare guerra, praticamente. Non abbiamo altre cose da fare velocemente. Io direi voi andatemi qua. Vabbè. Avete speso male la vostra influenza spagnola. Molto male. Allora, noi potremmo dichiarare guerra a costoro a luglio. È marzo, ma appena in tempo per posizionare bene l'esercito. Sono 4 province, no? Dovremmo aver nessun problema di sorta. Mandiamo anche le navi a Tangeri. Questa guerra esiste, ma è come se non ci fosse. Molto bello. Qui le colonie spagnole. Mi preoccupa di più questa norvegese. Boh. Qui sono ormai poche gli spazi lasciati liberi dagli altri. Genova ormai ci implora di far pace, ma noi siamo sempre sulla stessa linea. Da quanti anni sta ricevendo questi sussidi? Non ho capito. Ok, ormai il nostro esercito è quasi al completo. Pure Azov è caduta. Vabbè, ma andiamo. I nostri generali non so più dove sono, ma uno è qua. Direi di dare questo generale qua, invece. E tra un mese dichiariamo guerra al Marocco. Con Miami. Ho fatto i trattati con Miami. Ok. Bravi. E l'espansione di questa provincia invece è sempre più preoccupante. Queste armate basterebbero di certo per assediare l'Irlanda. Insieme a questa flotta andrebbe tutto bene. L'unica cosa è che devono togliersi da questa maledetta coalizione. Allora iniziamo a essere sicuri di poter richiamare qualcuno. Questo da Ulm magari all'inizio del mese prossimo. Intanto Treveri ci vuol bene. Ci voterebbe praticamente. Qua in effetti non è che serva.
però la teniamo perché ci prenderemo magari anche quelle 2 colonie più avanti. Sta per scadere il debito, ci dicono. Lo ripaghiamo prima della guerra. E aspettiamo di avere il diplomatico. Ecco, da oggi possiamo dichiarargli guerra. E non abbiamo nessuna ragione per non farlo. Anzi, togliamo l'esercito mercenario. È una buona idea. Spero... Che razza di provincia è sta qui? Deserto, montagne. Livello 10. Vorrei guadagnare un po' di tradizione militare. Vabbè, comunque mandiamoci anche dietro l'esercito. Vediamo come se la cava l'inizio. Ok, l'inizio è fantastico. Vediamo, 500, non c'è bisogno di rinforzi. Ok, li abbiamo distrutti, abbiamo guadagnato anche un po' di tradizione militare, ottimo. A sto punto, a gruppi di 2, andate. Qua, voi tornate indietro, voi andate qua e dividetevi a metà. Ok. Abbiamo annientato le loro pseudo armate, non si possono neanche definire armate quelle cose, in un batter d'occhio. Allora, magari rimandiamo indietro l'artiglieria. Ok, qui abbiamo attaccato, li abbiamo distrutti ampiamente e direi di mandar via questi. Questa è quella che si suol dire una guerra lampo, almeno sembra proprio che lo sarà. Allora, rimandiamo ad Ulm questi. Allora, ok, voi andate qua. Ok, è tutto in ordine. Però forse qui ci conviene rincarare. Allora, invertire la selezione. E io direi a questo punto no, non ho capito niente. No, questo è... non ha il leader. Ok, allora facciamo così, lasciamo proprio le truppe necessarie per l'assedio e il resto lo mandiamo all'attacco. Abbiamo intanto convertito un'altra provincia. E io direi ormai di convertire... Chi convertiamo? Queste. Le province africane. Eccoli. Questo invece non mi piace. Allora. Hanno iniziato loro la guerra, sti disgraziati,
Almeno contro... Vabbè, naturalmente noi accettiamo perché non vogliamo perdere la nostra reputazione e il nostro prestigio. Pomerania, Danimarca, Anse e Turingia. Non siamo nemmeno in controllo della guerra. Vabbè, speriamo la vincano loro da soli perché... Anzi, noi ci scanseremo semmai se... Ma non c'è... Non sono... Boemia, Brandeburgo, Colonia, Magonza, Sassonia, Treviri... No. Se c'era qualche elettore almeno la potevamo far tornare a nostro vantaggio. Siamo in guerra adesso con la Lübeck. Oh, i Creek vogliono occidentalizzarsi. Non avete grandi speranze, ragazzi. Ah, bravi, abbiamo pure convertito quell'altra provincia. E allora anche Gabu può essere convertita. Ok. Questa è l'ultima battaglia. Ok. Il Marocco ha finito. Panama, ok. Per fortuna temevo fosse la provincia. No, quella di prima l'abbiamo già integrata. Dovremmo migliorare di nuovo le relazioni. No. Chi ho dato questo ordine? Scusate. No, quelli no. Con chi dobbiamo migliorare le relazioni? Ungheria, Pomerania. Siamo in guerra con la Pomerania. Salisburgo, Ulm, Friesland, Utrecht. Vabbè, andiamo all'Utrecht. Friesland, stiamo già migliorando le relazioni. Boh, non so più neanch'io. Almeno vincono. No, hanno iniziato una guerra che è persa in partenza, sti idioti. Perché ho degli alleati idioti? Per fortuna non controllo io la guerra. Io appena riesco mi libero di sti alleati qua. Anzi, dichiaro guerra alla Crimea. La prossima volta che dichiaro guerra alla Crimea la dichiaro pure a loro, così siamo a posto. Ma... Allora, dovremmo far pace, giustamente. Allora, io devo capire qua. Questo ce lo si poteva aspettare. Questi saranno africani, li battiamo come niente. Anzi, tu vammi anche tu qua, dai. Devo continuare a ricreare sta pretesa su una provincia inutile, vabbè. È utile solo a noi sta provincia, praticamente. Ce la potrebbero anche regalare, magari. Fate i bravi, non scopritemi, Speriamo che si risolva tutto al meglio. Io sono abbastanza convinto che i francesi vogliono vassalizzare la Provenza. Brandeburgo ha dichiarato guerra alla Sassonia. Magari mi potessi aggiungere anch'io a sta guerra. Cavoli. Magari posso invece. Ecco, quelli che votano l'Austria mi stanno antipatici a prescindere.
potente. Sono forti uguali, è una bella guerra sta qua. C'è qualcuno che... Brandeburgo, Boemia e Svezia. Austria... Ah, ma è una guerra mondiale sta qui, sembrava una guerricciola. Anche l'Inghilterra è in guerra. Insieme all'Austria tutti quanti. Insomma, il Brandeburgo è perso, non ha speranze. Però c'è la Boemia sul fianco. Interessante, è il momento giusto per dichiarare guerra. Il fatto che non accetterebbero alleanze, sti stupidi. Perché siamo in guerra. Vabbè. Deve sempre essere tutto così storto. Perché qui ormai avranno quasi finito, infatti. Se non si sbrigano a migliorare l'opinione che hanno di noi, siamo rovinati. Hanno pure conquistato le province. Ma perché? Non dovete occupare le province, lasciategli fare. A Panama. Ah, bene, quindi non si conferma per forza la... Prima produceva lana, tipo. Ok, quindi è conveniente bruciare le colonie se producono schifezze. Qui bene, forniture navali. Colonie. Quante colonie abbiamo? Un po' troppe? Ne abbiamo 5. Un po' troppo 5 forse. Cavolo, davvero ne abbiamo 5? No, scusate. Sì, davvero. Ci siamo. Abbiamo esagerato, diciamolo. E quindi? Cioè, dove sono ste province? Ma quante sono? Allora, qui non ne abbiamo, mi pare. No. Abbiamo Panama, queste due e altre due qua. Accidenti. E i coloni abbiamo detto... No, quelli sono i mercanti. I coloni uno qua. E non qua, allora. Dobbiamo mandarlo magari qua, che finisce un po' prima, dai. Oh, per fortuna c'è qualcuno che ci aiuta. Pure Malta si deve ribellare. Dov'è Essequibo poi? E quella a cui ho appena mandato. Vabbè. Malta. Ah, questi sono i cavalieri di Malta che fanno le loro ribellioni assurde, ok. Qui mi stavo dimenticando tutti. Ma io direi facciamo questa guerra che deve essere una guerra lampo. Ma... io quasi quasi farei anche pace con... Treveri mi ama. Sì. Magari richiamo questo da Treveri, dai. No, penso di fare pace col Württemberg perché tutto sommato si può fare una pace ogni tanto. Ecco, c'è anche richiesta di pace. Quale sarà la pace? Beh, non è difficile capire quale, una di queste. Ma io immagino quella con la Spagna.
diventate vassalli, datemi potere. Direi che più di questo. Imperatore, vassallo. Direi che con questo possiamo chiudere l'episodio. Naturalmente tutti ci odieranno per questo. La Francia di 3, l'Inghilterra un po'. Vabbè, ma più che altro chi ci odierà? Quelli che già ci odiano. Il che non è buono perché è un po' una radicalizzazione della situazione attuale. Forse l'alleanza con Genova non era neanche così male perché attenuava un po' la situazione di odio generale che si è creata contro di noi. Ma quanto potere! Ma siamo biblici praticamente. Beh, qui nessuno ci insegue. Qui... Ma in pratica potremmo controllare pure questo cardinale volendo. È anche un bel giovane cardinale. Vabbè. No, però aspettiamo magari. Beh, siamo comunque parecchio avvantaggiati. Aspettiamo di avere altri 5. Ma io direi che è appunto giunto il tempo di fare questa pace. Come se non bastassero le coalizioni che abbiamo contro adesso, vabbè. Ma sì, facciamo questa pace. Aiuto! Ok, vediamo cosa succede. Voi ci volete bene comunque. Ecco, è successo che l'Austria... Ok, la Savoia giustamente si è equalizzata contro di noi. L'Austria è diventata imperatore perché il precedente imperatore è diventato nostro vassallo. Treviri, il nostro amato Treviri vota Austria. Non lo possiamo permettere. Comunque dovremmo far pace il prima possibile. Oh, bene, abbiamo guadagnato. Ottimo, finalmente. Modena come provincia nazionale. E prima o poi vediamo chi c'è di grosso adesso. Queste qua, che però solo fra molti anni saranno integrate. 5 anni ci vuole. Un po' troppo per i miei gusti. E se facciamo una guerra totale, tipo... no, non è una buona idea. Vabbè, allora, più che altro devo anche curarmi delle relazioni. Se non dovessi curarmi delle relazioni che abbiamo con gli altri... Dov'è la Francia? Ah, ha smesso di dargli le provviste, però sta migliorando le relazioni. Insomma, dobbiamo fare guerra con la Provenza, ok. Allora, ok, abbiamo vassalizzato quello che era l'imperatore e direi che per questo episodio è ottimo. Nel prossimo episodio faremo le paci di queste guerre, subito. Anzi, faremo una cosa pazzesca, io direi. Ci prendiamo, prima che la Provenza dichiari guerra, la prima cosa proprio che facciamo, Ulm la richiamiamo. Adesso mandiamo un... sì, dobbiamo farlo. Adesso facciamo una delle nostre follie, cioè mandiamo una spia a fabbricare pretese su Pisa e poi voglio conquistare Provenza, Pisa e Lombardia, tutte e tre insieme, il prima possibile, questo, e poi mi annetto tutto
Così andrò anche al 200% di sovraestensione. Però mi perdo l'alleanza con la Francia se faccio una roba del genere. Voi cosa dite? Però vabbè, riesco a vendere le province e a integrare la Lombardia nel tempo minore possibile e anche Pisa, in modo che poi la sovraestensione si riduca molto velocemente. Potrebbe essere un piano pazzo abbastanza efficace. Il fatto che sto piano funzionerebbe solo se io avessi una guerra in corso con alleato alla Francia, perché non può rompere l'alleanza mentre siamo in guerra insieme. A sto punto ho capito. Facciamo quello che ho detto. Appena fatto tutto, dichiariamo guerra a qualcuno, qualsiasi cosa, in modo che partecipi anche la Francia e non abbia tempo di fare ripensamenti. Però intanto chiudiamo l'episodio. Dovremmo fare molto velocemente anche pace, perché se no l'esaurimento di guerra andrà a livelli terrificanti. Esatto. Ok, va bene, alla prossima.